Al via ieri sera la festa dell'amicizia a Ribera che si protrarrà fino a domani 10. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del governatore della Sicilia Renato Schifani. A seguire nell'aula consiliare un interessante e partecipato dibattito sull'agricoltura e sui temi ad essi legati, in particolare la mancanza di acqua per le coltivazioni delle arance. Presente anche il responsabile del settore regionale Dario Cartabellotta. Quindi vari interventi, quello del rappresentante del Consorzio dell'Arance Riberella Daino, del direttore del Consorzio di Bonifica Tomasino, dei rappresentanti delle 3 confederazioni degli agricoltori, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di un coltivatore diretto, Leonardo, tutti a chiedere che la bratella che porta l'acqua del Gammauta alla diga Castello gestita dall'Enel è ancora bloccata. Tale travaso consentirebbe la possibilità di liberare milioni di metri cubi di acqua per l'agricoltura e altra iniziativa, la possibilità di recuperare acqua dal fiume Verdura che attualmente si perde verso la diga Castello. Al termine si è anche discusso di termalismo alla presenza del sindaco di Sciacca e sulle risorse che la regione ha stanziato per il rilancio delle terme e che a breve sarà individuato anche attraverso una manifestazione di interesse chi dovrà gestire gli impianti. Presidente, una presenza qui a Ribera che vuole sottolineare certamente comunque un lavoro di squadra. Ma il lavoro di squadra per me è indispensabile, non avrei accettato la candidatura che mi è stata proposta nel 2022 se non avessi avuto la certezza assoluta che c'era una squadra. La squadra c'è, la squadra è forte e coesa. Toto Cuffaro nel pomeriggio di quel 12 di agosto è uscito spontaneamente sostenendo la mia candidatura, come quella con l'uscita di Raffaele Lombardo, Maurizio Lupi, è stata una giornata indimenticabile, l'alleanza è forte, a Toto Cuffaro naturalmente mi lega un rapporto oltre che politico fortemente umano, quindi siamo stati sempre grandi amici in momenti belli e in momenti di difficoltà. La Democrazia Cristiana esprime i valori del popolarismo europeo, lo sappiamo bene, per cui porta avanti questo progetto, un progetto forte, un progetto che la vede rafforzare quotidianamente con il reclutamento, l'adesione di consiglieri che non sottrae tendenzialmente per fortuna al centro-destra ma che sottrae alle opposizioni, quindi su questo tanto di merito. I valori che porta avanti Toto Cuffaro e la Democrazia Cristiana sono valori di alto valore sociale, così come quelli degli alleati. Abbiamo il partito di Raffaele Lombardo che si identifica anche nell'MPA, abbiamo alleati come la Lega il cui ministro Salvini sta dando una grandissima mano alle infrastrutture siciliane e poi Fratelli d'Italia, il cui premier nazionale è una persona che guarda con grandissima attenzione assieme ai suoi ministri agli interessi della Sicilia. Io credo che la Sicilia non ha mai vissuto un momento magico come questo, sta a noi, classe politica dirigente, sfruttarlo per realizzare le possibilità e anche risolvere i problemi in fatti concreti. Ma per me i giovani sono, al di là della battuta che potrei dire, sono il futuro dei giovani. I giovani per noi sono il grano, sono da tutelare, da far crescere. Noi ci stiamo battendo perché i giovani non lascino la Sicilia, stiamo dando degli incentivi e le assunzioni alle imprese in maniera tale che possano rimanere, stiamo lottando per fare in modo che lo spazio nella medicina, che per ora manca perché mancano i medici in tutta l'Italia ma principalmente al sud, possano fare in modo di indurre i nostri ragazzi a rimanere qua e non andare al nord indebolendo la nostra sanità. Quindi la politica del centrodestra, la politica del governo è quella di grandissima attenzione ai giovani. Come vede questo prestito d'onore ai giovani? Prestito d'onore noi abbiamo, che tu hai voluto. Il prestito d'onore lo abbiamo voluto, l'ho voluto, devo dire, qui accanto a me Toto Cuffaro, è una proposta che è emersa da un vertice di maggioranza dove partecipava naturalmente la Democrazia Cristiana e che ha proposto, lo ha proposto a quel tavolo, ne abbiamo parlato, io l'ho condiviso, l'hanno condiviso anche gli altri alleati.
Abbiamo fissato un tetto naturalmente per fare in modo che andasse agli studenti le cui famiglie non sono ricche, abbiamo fatto questo. In commissione era successo un incidente che poi abbiamo rimediato in aula, però tutto succede in politica, in commissione è stato sostanzialmente un po' stravolto, lo abbiamo più che stravolto, non andava in sintonia con la volontà del governo, l'Aula lo ha ricomposto, ricorretto e vogliamo dimostrare come i giovani volenterosi o i giovani che vogliono farcela e che magari hanno problemi finanziari possano essere aiutati da uno Stato che non è uno Stato immobile, è uno Stato che incoraggia i ragazzi anche a studiare in Sicilia, oltre questo. Presidente, una nuova festa dell'amicizia è veramente un popolo che comunque risponde sempre alla grande, al richiamo della democrazia cristiana. È una festa di popolo, una festa di democristiani, è una festa di sentimenti, è una festa di persone che vogliono stare insieme per discutere, per dibattere, per parlare di sviluppo, per parlare di agricoltura, per parlare di sanità, ma soprattutto per continuare a vivere la comunità. La democrazia cristiana vuole essere una comunità aperta, plurima, democratica e noi lo manifestiamo con la festa dell'amicizia, che credo che sia l'essenza stessa di quello che vuole essere la democrazia cristiana. E comunque discutete grandi temi in questi 3 giorni, quali sono le emergenze di questa società? L'agricoltura col problema idrico sia potabile che per l'irrigazione dei campi, oggi l'urgenza è la sanità che va attenzionata, oggi è l'urgenza poter fare dei dissalatori e i termovalorizzatori per l'ambiente, oggi è urgenza il mondo del lavoro. Di tutto questo parleremo domani e dopodomani. E voi avete puntato in particolare su giovani e donne, lo avete sottolineato, perché? Abbiamo fatto un congresso di donne, domani un congresso di giovani, abbiamo fatto una legge che consentirà a tutti gli studenti siciliani di avere 10.000 euro come prestito d'onore per tutti gli anni che sono iscritti all'università per potersi mantenere all'università. Facciamo delle cose concrete, semplici, che la gente speriamo apprezzi e che consente alle famiglie di avere una possibilità aggiuntiva per far studiare i propri figli e per incrementare il reddito familiare. Onorevole Pace, una festa dell'amicizia che torna in grande stile, con grandi obiettivi e con tanto sostegno? È una festa dell'amicizia dove celebriamo la festa dei democratici cristiani, la festa della politica che ama incontrare le persone, è una dimostrazione. Non siamo il partito dei like, non siamo il partito dei tweet, siamo il partito che amiamo ascoltare, sentire i bisogni delle persone, le esigenze dei cittadini, del mondo produttivo, soprattutto le esigenze degli ultimi, e che quando riusciamo li portiamo poi nelle sedi istituzionali, come abbiamo fatto nella recente manovra finanziaria, dove abbiamo portato le istanze degli agricoltori, dei giovani che possono avere finalmente un loro prestito d'onore e studiare non a carico dei genitori. E la democrazia cristiana in questa festa cerca di interpretare tutte queste esigenze in un momento di festa. Sindaco, in particolare sulla crisi idrica c'è comunque una sorta di rimpallo di responsabilità, l'assessore De Mauro ha demandato moltissimo ai sindaci. Ma ripeto, questo non fa bene al territorio, il rimballo delle responsabilità è un cattivo esempio di politica. I problemi si risolvono tutti assieme, ognuno per il ruolo che ha, collaborando, facendo squadra e sistema, come poc'anzi ha detto e ha sottolineato il Presidente Schifani. Dobbiamo impegnarci tutti, ognuno per la nostra parte, a far sì che queste risorse e queste strutture che la nostra provincia e i nostri territori aspettano da tanti anni finalmente arrivino e possano risolvere il problema della crisi idrica. Mi riferisco a tutte le condutture, alle canalizzazioni, ai nuovi sistemi idrici, mi riferisco alle reti nuove a Agrigento e dintorni, mi riferisco ai dissalatori, perché avendo la Sicilia l'acqua intorno alla nostra isola non possiamo patire la sete. Sì, come sindaco e come dirigente generale, considerato che c'è il mio presidente della regione, veniamo
Siamo fuori da una settimana di lavoro intenso, è stata approvata, come tutti sanno, giorni fa l'assestamento di bilancio, una vera e propria manovra di oltre 500 milioni di euro. Siamo qui ad accogliere il nostro Presidente della Regione e a manifestare l'affetto nei confronti di tanti amici e tanti cari che sono qui presenti. Non dipende da me, le nomine vengono effettuate dalla Giunta di Governo e dal Presidente della Regione, quindi non dipende da me. Questa festa domenica vedo un importante confronto sulla città. È importante non solo come momento di comunione fra gli iscritti e non solo fra gli iscritti, ma anche un momento di importante confronto culturale e scientifico, perché saranno approfonditi dei temi di particolare rilevanza e uno mi coinvolge in prima persona, quello sulla sanità. In un momento in cui si discute tanto di sanità, delle carenze, delle criticità, credo che per la rilevanza dei relatori verranno fuori delle indicazioni particolarmente importanti per un futuro migliore della sanità siciliana.